l'arrivo del nuovo vescovo di Treviso in città l'entusiasmo non si spegne, politica e categorie economiche pronte al dialogo. E ieri record di ascolti per l'edizione straordinaria che sulla nostra emittente ha raccontato una giornata speciale per tutta la Marca. Agenti uccisi a Trieste, il video shock del killer armato dentro la questura e poi in fuga verso l'esterno prima di essere bloccato dalla polizia. Non avrebbe tirato il freno a mano, 61enne di Pederobba travolta e schiacciata dalla sua stessa vettura, è grave in ospedale, volontaria del comune stava portando i pasti a domicilio. Scoperto in centro a Castelfranco l'ennesima casa d'appuntamenti, bloccata la tenutaria, una cittadina cinese che faceva prostituire alcune connazionali. Ad un anno dalla tempesta Vaia parte uno studio di regione e autorità di bacino sull'effettiva portata del basso Piave, servirà a pianificare la manutenzione dell'alveo e la costruzione del primo invaso. Sport e basket arrivano con Pistoia i primi storici 2 punti in Serie A per la De Longhi Treviso, grande prova corale della squadra, Menetti carica i suoi per la prossima sentita sfida contro la Fortitudo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque, lo avete sentito dai titoli, in primo piano l'insediamento ieri di Monsignor Tomasi. Abbiamo seguito la sua entrata in diocesi sin dal mattino con la partenza da Pederobba. Nel pomeriggio dalle 14, poi in diretta sulla nostra emittente vi abbiamo raccontato il suo cammino dalla chiesa di Santa Maria Maggiore lungo tutta la città fino all'arrivo in Duomo. E oggi siamo tornati per raccogliere i commenti del giorno dopo. Preferisci il termine vescovo rock o vescovo del sorriso? Se devo scegliere fra i due preferisco vescovo del sorriso. Vescovo del sorriso. Ripartiamo dall'ultimo commento nell'incontro finale con i giornalisti di domenica sera per raccontare Treviso il giorno dopo l'arrivo del vescovo Michele in città. Ripartiamo dal suo sorriso che ha conquistato tutti, cittadini e autorità. Un bel inizio, una bella figura, direi che poi dovremo confrontarci, si parlerà, ma insomma gli obiettivi sono comuni, no? Il benessere della comunità e che questa comunità continui a crescere. Non dimentichiamoci che è una comunità che ha una persona ogni 5 che fa volontariato e questo va nella direzione di ancora una volta di sancire e stabilire che le radici cristiane, profondamente cristiane e cattoliche della nostra comunità sono illeggibili, a prescindere che uno creda o non creda. Oltre al sorriso ha colpito l'età, un vescovo giovane nella provincia dove sono molti i sindaci giovani, ad iniziare dal primo cittadino di Treviso. Credo che lui abbia già cominciato dal punto di vista giusto, che è quello dei giovani, l'ha sempre detto. Credo che ci sarà una grande sintonia anche con questa amministrazione e, come ho detto anche nel discorso, consumeremo tanti paia di scarpe insieme perché il cammino che ieri è cominciato sarà lungo e porterà tanti risultati, tanta soddisfazione per i nostri cittadini. Un vescovo giovane tra i giovani anche alla guida delle associazioni del mondo produttivo. Abbiamo un sindaco giovane, abbiamo un presidente giovane, abbiamo un vescovo giovane. Treviso si sta rinnovando, si sta ringiovanendo. Si sta ringiovanendo anagraficamente parlando, in realtà c'è una comunanza di linguaggi e questo facilita la condivisione, facilita credo anche la crescita e lo sviluppo. Vescovo che però non dimentica anche gli anziani, che presto incontrerà nelle strutture dell'ISRA. È stato uno dei primi argomenti che abbiamo toccato. Ho visto che è molto molto sensibile sia ai giovani che agli anziani e devo dire che ha nominato più volte la parola amore per qualsiasi cosa noi facciamo, per qualsiasi lavoro, e quindi questo è determinante per chi fa il nostro lavoro. Un vescovo che ha colpito tutti per la spontaneità e il sorriso. Da questo momento il vescovo Michele Tomasi è pastore della Santa Chiesa di Treviso. Il momento più solenne e importante è questo. In un Duomo raramente così gremito il passaggio di consegne tra Monsignor Gardin e il nuovo vescovo di Treviso. Eppure non sarà il momento più ricordato nella domenica speciale della città. Perché la cifra di Monsignor Michele Tomasi è un'altra. È la cifra del sorriso e della simpatia, del protocollo rimaneggiato, degli abbracci e delle battute. Il Calmaggiore è diventato fiume di gente nella sua camminata in centro città e lui, Michele Tomasi da Bolzano, 54 anni, che scarta, corre, si ferma, torna indietro, parla con tutti. Così fino al suo arrivo nella Marca di prima mattina. Le scene che i fedeli ricorderanno sono quelle di Pederobba.
Salve, ciao! È stupendo, sono molto felice di essere qui e l'accoglienza, uno si prepara ma è completamente diverso, è stupendo. Obiadene. Piacere, ben trovato. Visto che è nel 1965. Ah, siamo benissimo, grazie. Opostioma. Chi è che ha fatto la spia qua? Quanta energia ha lei, da questa mattina che sta correndo? Mi viene da fuori, io di mio sarei pigro. Sì? Sì. Beh, si trova in una diocesi che la farà camminare. Cammineremo insieme. Grazie. Tante tappe, una significativa su tutte, la visita alla Caritas dove Don Davide Schiavone consegna le chiavi. Viene a trovarci spesso, la richiesta simbolica. La Caritas è il cuore stesso di Dio, l'enciclica di Papa Benedetto Deus Caritas est, Dio è carità, e quindi se Dio è Caritas noi qui siamo in Dio, e quindi credo che sia una tappa significativa e non solo l'inizio simbolico, insomma se i cristiani non amano non servono a niente. Tantissima gente per il vescovo che dopo aver incontrato i giovani a Madonna Granda, la camminata in centro e le parole alle istituzioni, entra tra gli applausi al Duomo e nella sua prima messa ritorna sul tema della fede da ritrovare, parole non a caso in un Veneto in cui la crisi di vocazione è forte. Mentre molta gente è rimasta fuori, segue la liturgia dal maxischermo. La simpatia che emana, che esprime questo vescovo è naturalmente da ammirare e da apprezzare. Speriamo che il buon inizio sia anche una buona continuazione. Ci dà un'ottima impressione, per noi è la prima volta che lo vediamo, quindi sicuramente sarà un vescovo moderno. A fine giornata il volto non è stanco ma sereno. L'augurio è l'augurio davvero che possiamo essere felici e gioiosi nella fede, e che anche nelle difficoltà, anche nei problemi e nelle fatiche sappiamo che siamo amati e che il Signore non ci lascia mai da soli, e ce lo diciamo gli uni agli altri. Ma l'ultima immagine migliore è quando non rinuncia alla battuta, nemmeno con addosso i simboli del suo nuovo ruolo. No, mi tenete, Adesso mi tenete! Ci vediamo! Quella di ieri che Antenna 3 vi ha raccontato con una lunga edizione straordinaria premiata con un record d'ascolti. Un'edizione davvero straordinaria, quella di domenica pomeriggio per l'insediamento del nuovo vescovo di Treviso. Straordinaria per le nuove strumentazioni di Antenna 3, che con l'ultima evoluzione degli apparati per la trasmissione in diretta ha raccontato tutto senza pause, passo dopo passo, il pomeriggio del vescovo Michele, seguendolo dall'interno della chiesa di Madonna Granda fino al congedo finale all'interno della sala dell'Episcopio in Vescovado. Tutto sempre rigorosamente in diretta, dentro e fuori la cattedrale, con due strumentazioni di ultima generazione per dinamicità d'uso, con lo studio centrale di raccordo per commentare discorsi e commenti delle autorità alternate alle interviste e ai pareri dei cittadini. Una scelta quella di proporre tutto dal vivo che ha incontrato il gradimento del pubblico non solo trevigiano. Infatti, stando ai dati Auditel, tra le televisioni locali rilevate, Antenna 3 ha conquistato per tutto il periodo della trasmissione, ovvero dalle 14 alle 18:30, un Veneto su 2, con un vero e proprio picco dalle 18 al termine della celebrazione, con l'entrata in Vescovado e l'attesa per il saluto finale ai telespettatori. Ancora una volta, con la scelta di raccontare rigorosamente in diretta e sul campo, Antenna 3 si conferma la televisione di casa per i trevigiani e i veneti che vogliono informarsi e farsi un'opinione di quanto accade ogni giorno nella Marca e in tutta la regione. E tra loro domenica pomeriggio a conoscere Monsignor Tomasi con la diretta di Antenna 3 c'era anche Giancarlo Gentilini che commenta così il nuovo vescovo. Anche da Gentilini? Sì, credo. Intanto il sorriso, perché bisogna trasmettere carica vitale e trasmettere anche fiducia. Non voglio i vescovi seduti sulla sedia gestatoria quasi, no. In mezzo al popolo, come sono stato io 18 anni e come continuo ad essere. Gentilini che dall'alto dei suoi 90 anni lancia un messaggio dando del tuo al 54enne vescovo Tomasi. Io credo che la Chiesa debba essere più credibile, perché non vedo cosa stia trasmettendo alle generazioni nuove. Il fatto stesso che non ci sono più vocazioni vuol dire che qualcosa si è rotto. Tu devi riparare a queste rotture.
Lasciamo quest'ampia pagina dedicata all'insediamento del nuovo vescovo di Treviso per andare a Trieste con la sparatoria di venerdì pomeriggio in questura costata la vita a 2 giovani agenti. Ebbene, oggi è stato diffuso dalla questura un video shock che vi mostriamo. Ecco, vedete il killer con in mano la pistola, prima nel bagno della questura, adesso eccolo nell'atrio della questura di Trieste. Mentre lo vedete sta sparando con le 2 pistole in mano alcuni colpi, poi esce in strada e tenta, vedete in fondo, di entrare a bordo di un'auto della polizia chiuso. L'auto invece grigia che vedete adesso arrivare e fare poi retromarcia è l'auto della squadra mobile di Trieste, i cui agenti poco dopo riusciranno a bloccare il killer. E mentre l'Italia intera si prepara per l'ultimo saluto ai 2 agenti uccisi, Matteo De Menego e Pierluigi Rotta, a Montebelluna rimane l'incredulità. Nessuno ricorda il killer che qui per ben 5 anni ha vissuto. Il killer ha vissuto per 5 anni in via Canova a Montebelluna, ma nessuno si ricorda di lui né di quella famiglia silenziosa che mai aveva fatto parlare di sé. Eppure dal 2006 al 2011 hanno abitato in una strada del centro cittadino. Se qualcuno li ha conosciuti forse oggi ha preferito non parlare. C'è incredulità ma soprattutto tanto shock. Difficile pensare che un killer abbia potuto abitare alla porta accanto oppure abbia potuto camminare tranquillamente in città. Alejandro Augusto Stefan Meran, il 29enne domenicano, ha mostrato in un attimo tutta la sua ferocia, uccidendo a sangue freddo 2 poliziotti, Matteo e Pierluigi. A Montebelluna nessuno si ricorda di lui né della sua famiglia. Ho sentito vagamente parlare, però non li conoscevo, non so chi siano. Forse qualche frammento di ricordo ma vago, il loro passaggio a Montebelluna è troppo lontano. No, eppure venivo qua quando c'era ancora l'altro ambiente e non sentivo granché di loro. Il mio gradito sì che abitava su che a casa là. Su quale casa, signora? Questa qui in bianca che è subito qua. Pochi anni a Montebelluna, poi mamma Betania e i 2 figli si sono trasferiti a Trieste. Fino a venerdì di loro si sapeva poco anche qui, fino a quella sparatoria che ha spezzato via i sogni di 2 poliziotti e delle loro famiglie. Incidente questa mattina a Pederobba, una 61enne rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta dal suo furgoncino. Sentiamo che cosa è accaduto. Mi piange il cuore vedere chi fa del volontariato e poi si ritrova in ospedale, questo mi fa male. Non nasconde la sua angoscia il sindaco di Pederobba Marco Turato per quanto accaduto poco prima delle 12 ad Onigo. Una volontaria 61enne del posto che da anni collabora con l'associazione Amici di Ottorino, che si occupa di consegnare a domicilio pasti ad anziani e disabili, stava per recarsi in un'abitazione quando, dopo aver parcheggiato il furgoncino, è scesa e ha aperto il portellone posteriore per prendere il cibo. All'improvviso però il mezzo ha iniziato a muoversi. A causa della pendenza della strada la donna è stata travolta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato la 61enne, subito soccorsa dai sanitari del SUEM giunti sul posto con un'ambulanza e l'elicottero. La donna, che ha riportato diverse lesioni interne, è stata trasportata all'ospedale dove si trova ricoverata in rianimazione. Al pronto soccorso sono subito arrivati il marito e i 2 figli, raggiunti poco dopo dal primo cittadino. Siamo corsi io e il vice sindaco a sostenere la famiglia in questo momento di dolore. Però quello che mi auguro è che Claudia possa tornare al più presto in famiglia e riabbracciare tutti quanti. Poco più tardi a Bibano di Godega un'auto, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada finendo contro un palo e rovesciandosi su un lato. Ferita una donna trasportata con l'elicottero al Cafoncello e la sua bambina di 3 anni ricoverata all'ospedale di Conegliano. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Operazione dei carabinieri di Riese Pio X che hanno denunciato 2 persone. Le indagini dei militari erano iniziate dopo un incidente stradale. Lo scorso 23 agosto a bordo della sua auto si era scontrato con un'altra vettura con a bordo 2 persone che avevano riportato delle lievi lesioni alla rachide cervicale, ma anziché fermarsi l'uomo, un 34enne di Castello di Godego, era fuggito. L'incidente era accaduto a Castelfranco. I carabinieri di Riese Pio X si erano messi subito sulle tracce del responsabile, che è stato individuato e denunciato per il reato di fuga in caso di sinistro stradale con danni alle persone. Nell'ambito delle indagini anche una donna di 32 anni di Riese, amica del 34enne, è stata denunciata per autocalunnia e favoreggiamento personale, essendosi assunta la responsabilità dell'incidente.
Restiamo a Castelfranco, dove una 58enne cinese è stata arrestata dai carabinieri e gestiva una casa d'appuntamenti. Aveva appena ricevuto 70 euro da un cliente, un cinquantenne della zona, come pagamento del rapporto sessuale che l'uomo aveva consumato con 2 prostitute quando i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelfranco l'hanno bloccata. Una 58enne di origine cinese che vive nella cittadina castellana è stata arrestata per sfruttamento della prostituzione aggravato. Dalle indagini è emerso che da luglio la donna gestiva un appartamento del centro di Castelfranco dove si prostituivano 2 sue connazionali di 29 e 31 anni. La casa è stata posta sotto sequestro. Sicurezza idrogeologica dei territori del Basso Piave per ridurre il rischio di esondazioni del fiume. Regione e autorità di bacino hanno avviato uno studio sulle capacità di portata dell'alveo, in base al quale verrà realizzato anche un nuovo bacino di laminazione. Qual è la portata massima del Piave nel tratto terminale, quello tra Ponte di Piave nel Trevigiano e la sua foce in Adriatico? È la domanda a cui dovrà rispondere il piano di studio avviato da Regione Veneto e autorità di bacino delle Alpi orientali per dotare il fiume, che con la tempesta Vaia rischiò una devastante esondazione, del suo primo bacino di laminazione. Un anno fa l'alveo riuscì a contenere 2500 metri cubi al secondo. L'obiettivo è quello di fare in modo di capire quanta ne possa passare in più con dei lavori di ricalibratura dell'alveo o di leggero innalzamento degli argini, e questo ci consentirà anche di sapere se e soprattutto quanti interventi a monte saranno necessari per trattenere i colmi di piena sul Piave. Stiamo facendo dei ragionamenti sulle grave di Ciano, però abbiamo la necessità di capire prima precisamente quanto sarà la portata massima transitabile sul tratto terminale. Un bacino di laminazione da 30-35 milioni di metri cubi per il quale la Regione ha ottenuto solo a fine 2018 i fondi necessari. Un fiume con le caratteristiche di un torrente, il Piave, la pendenza e il letto ghiaioso fanno sì che l'emergenza dovuta ad abbondanti piogge in montagna si scateni in 10-12 ore al massimo, e nessuno è in grado di dire quando un evento come Vaia si ripeterà. Anche per questo, oltre a pianificare la futura manutenzione dell'alveo, la sua pulizia, la rimozione degli alberi, vanno istruiti anche i cittadini, residenti in Golena e non, sui corretti comportamenti da tenere in caso di necessità. Dobbiamo prepararci, essere preparati, perché un corso d'acqua di questo tipo, con la velocità dell'acqua che può assumere, con le capacità temporali di manifestarsi in queste condizioni, induce a richiedere una preparazione in tutto questo. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta con lo sport, il basket. Arrivano con Pistoia i primi storici punti del Treviso Basket in Serie A. Gli inizi sono importanti, i finali sono importanti, bisogna pensare che sono 40 minuti di guerra e di lotta. Battaglia sul parquet, l'unico modo per affrontare la Serie A da neopromossa, e finalmente il ghiaccio si è rotto nel Palaverde che attendeva la prima vittoria tra i grandi, necessaria per non entrare in un tunnel di incertezze e depressioni. Così, dopo gli stop contro Milano e Cremona, è contro Pistoia che la De Longhi agguanta i suoi primi 2 punti, mostrando un altro modo di giocare. Corale, 5 uomini in doppia cifra. Serve sacrificio da parte di tutti, nessuno deve pensare alla sua partita, ma deve pensare alla partita della squadra. È quello che abbiamo fatto praticamente sempre. Ho detto che mi è piaciuto molto la gestione dell'ultimo minuto della partita, perché sulle differenze noi faranno la chiave della nostra stagione. Treviso aggressiva fin dal primo quarto, chiuso tenendo Pistoia a soli 9 punti, mentre gli scudieri di Menetti organizzano il gioco e piazzano i canestri giusti, con un Logan top scorer, certo, ma l'idea è che un vero MVP della gara non ci sia davvero, se non la squadra stessa, grazie alle giocate di Parks, Fotu e Nikolic. Pistoia cerca di restare agganciata, ma è convincente davvero solo nel terzo quarto, prima di arrendersi all'87-72 che sancisce la vittoria di Treviso. Meno rimbalzi degli avversari, ma più palle recuperate e assist. Questa concentrazione servirà per affrontare le prossime 2 gare, che definire sentite è poco.
Fra 2 turni i cugini della Reyer Venezia, ma prima la Fortitudo Bologna, l'avversario con la A maiuscola. È evidente che è un ambiente che la sente molto, ma noi un po' dobbiamo trattarla con grande freddezza. Queste qua non ci sono partite che per noi non sono importanti. La seconda, la terza, la quarta, andiamo fino alla 32, dalla prima alla 32 non ci sono partite che per noi non significano tanto. Apriamo adesso la nostra pagina con le notizie dal Bellunese. La cronaca: sono stati individuati e immediatamente denunciati per furto aggravato in concorso i presunti autori del furto messo a segno lo scorso settembre in 2 negozi del gruppo Vision Ottica a Belluno. Condividevano casa, abitudini e probabilmente anche la mano lesta i 2 giovani che la polizia ha fermato e denunciato per furto aggravato in concorso di 11 paia di occhiali griffati sottratti il 19 e 20 settembre scorsi in 2 negozi del gruppo Vision Ottica di Belluno. Si tratta di una ragazza di 20 anni, di origine moldava, residente a Mestre, e di un bellunese di 22 anni. Entrambi hanno precedenti, la giovane per furto e il ragazzo per consumo di stupefacenti. Un'operazione lampo la potremmo definire. Il furto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì e sabato mattina noi avevamo già individuato i responsabili e recuperato l'area furtiva. L'occhio dei 2 si era rivolto a occhiali da sole di prestigio, Stella McCartney, Ray-Ban, Marc Jacobs. L'area furtiva del valore complessivo di circa 2.000 euro è stata ritrovata in parte negli zainetti che i 2 indossavano al momento del controllo di polizia e in parte nell'appartamento che condividevano intestato ai familiari del bellunese. Il nostro operatore era fuori servizio e le ha individuati vicino alla stazione qui a Belluno, ha chiamato immediatamente la volante che li ha fermati, identificati e poi accompagnati in questura per degli accertamenti. Il commesso dell'outlet di via Caffi giorno 20 nota che dagli espositori mancano alcune paia di occhiali e chiama per avvisare il negozio di via Matteotti. Lì un rapido controllo anche delle immagini delle telecamere interne accertano il giorno precedente la presenza della stessa ragazza a girarsi con fare sospetto fra gli scaffali. Sono quelle immagini fornite dal titolare dei 2 negozi e l'attività lampo degli investigatori a dare volto e nome alla giovane, a cui è stato addebitato anche il furto di alcuni capi di abbigliamento sottratti con destrezza dal negozio Tezenis in Piazza dei Martiri. Levata di scudi dal mondo politico e sindacale bellunese contro il progetto di riorganizzazione dell'Enel che agisce sul governo e la sicurezza delle strutture, dighe e teleconduzione in provincia di Belluno e nell'intero Veneto. Nel pomeriggio presidio di CGIL, CISL e UIL davanti alla prefettura di Belluno. Sono mesi che stiamo discutendo di questa vertenza, che poi diciamo che è un piano industriale specifico dell'Enel, però è l'esempio di come il territorio venga sempre poco riconosciuto. È una partita unitaria che parte da lontano e che coinvolge il mondo sindacale, politico e istituzionale. La battaglia contro Enel, che entro il 2019 a livello nazionale ha deciso di esternalizzare il servizio di guardiania di 5 dighe bellunesi e di trasferire le funzioni e l'operatività del punto di teleconduzione di Polpetta e di Ponta nelle Alpi, introducendo il governo da remoto per la gestione di circa 120 fra impianti, dighe e linee ad essi collegati di tutto il nord-est. Nel pomeriggio presidio dei sindacati di categoria provinciali e regionali davanti alla prefettura di Belluno. Come organizzazioni sindacali abbiamo tentato di sensibilizzare tutte le amministrazioni pubbliche del Veneto appunto per questo pericolo che non è solo di Enel Green Power ma anche di distribuzione che sta impoverendo il territorio e quindi sono tutti posti di lavoro che non verranno più occupati. Il prossimo 18 ottobre a Roma è convocato il tavolo con Enel e le società che derivano dalla ripartizione del gruppo che nel bellunese contano circa 150 dipendenti. La battaglia si preannuncia durissima e non potrebbe essere altrimenti dal punto di vista della sicurezza in un territorio che ha pagato in termini di vite umane il disastro del Vajont e di devastazione della morfologia per l'uragano dello scorso autunno. In termini di vite il bellunese e il longaronese nello specifico abbia già dato molto anche all'azienda stessa da questo punto di vista. Non lo dico però in forma retorica, è proprio un dato oggettivo, la sensibilità di questo territorio su questa materia è elevatissima.
Tra pochi minuti, 20:10, in studio l'assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile Giampaolo Bottaccin, a seguire dalle 21:15 in prima serata come ogni lunedì Ring, in primo piano l'attualità naturalmente a partire dalla sparatoria in questura a Trieste, ne parleremo in collegamento proprio da Trieste con Lorenzo Tamaro del SAP, in studio l'onorevole Roger De Menec, deputato del Partito Democratico, Massimiliano Barison, consigliere regionale di Veneti Uniti, e Marcello Bano della Lega. Adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben trovati al meteo. Tempo asciutto e stabile dappertutto con il sole che sarà prevalente, ma vediamo il dettaglio di martedì 8 ottobre. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso al mattino, in buona parte coperto dalle nuvole, ma non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Dal pomeriggio invece saranno possibili maggiori spazi soleggiati. Temperature stazionarie in linea con la media del periodo, minime tra 8 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra 16 e 19 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la giornata sarà caratterizzata da una maggiore presenza del sole, solamente con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime oscillanti invece tra i 18 e i 19 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso, a tratti anche coperto, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime tra 18 e 19 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia della nostra emittente. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.